La West Nile è una zanzara che trasmette ovviamente un virus, perché stiamo parlando di un virus che potrebbe creare qualche problema. L'80% delle persone sono asintomatiche, quindi non producono, il 20% iniziano ovviamente con una febbricola, con un arrossamento nel luogo di iniezione, della puntura, eccetera. Cosa devono fare i cittadini? Beh, in primis, nelle ore notturne, nelle prime ore del mattino, devono assolutamente, quando escono, usare vestiti chiaramente a maniche lunghe, coperti e pantaloni, e poi i repellenti da mettere nel corpo in modo tale che chiaramente la zanzara non vada a pungerli. Evitare che si creino ristagni d'acqua sotto i vasi o nei pozzetti, anche in questo caso qua, perché là c'è il deposito delle uova, delle larve, e poi la crescita della zanzara, che è un ciclo che va minimo a 7 giorni fino a 3 settimane. E poi naturalmente l'altra cosa che è importantissima è la disinfestazione, quindi nel momento in cui si rileva che ci siano dei problemi, chiedere all'ULSS e soprattutto ai comuni la possibilità di fare una disinfestazione. In casa, o comunque quando si esce di casa e si sta nel giardino, funziona benissimo la citronella. Ricordo a tutti che la zanzara, la Culex, odia l'odore che emana la citronella, per cui mettendo una citronella assolutamente teniamo distanti le zanzare. Grazie.